dicevamo in apertura della riserva dello Zingaro, stavolta insegnanti non in cattedra ma a spasso appunto tra i sentieri della riserva nell'ambito di un'iniziativa organizzata dal Club Alpino Italiano per diffondere tra gli studenti la cultura, la conoscenza intanto dei paradisi del nostro paese e la cultura del rispetto dell'ambiente. Vediamo con Agnese Licata. A volte basta mezz'ora, un'ora di viaggio e si entra in mondi meravigliosi. L'Italia è piena di parchi, è piena di riserve, è piena di aree protette che tante volte vengono accuratamente visitate dagli stranieri che ne hanno una coscienza e una consapevolezza migliore di noi. Fanno migliaia di chilometri quando noi magari con piccoli spostamenti potremmo avvicinarci. Quindi la scuola deve insegnare anche questo. La difficoltà maggiore è rendermi conto che normalmente non si muovono dalle realtà dove abitano. Noi abbiamo per esempio le Dolomiti. Quando chiedi in classe, qualcuno è stato, non so, a Cortina, in un'altra località, normalmente la risposta è di meno del 10% che si sono mossi. Quindi integro, cioè l'obiettivo è quello di integrare ovviamente le lezioni in classe, preparandoli poi a quella che è l'uscita che viene fatta nella settimana tecnica. Noi facciamo ovviamente la presentazione in classe, una presentazione dedicata alle famiglie e viene accolta molto bene. Massimo Ghion viene dal Veneto ed è uno dei quasi 60 insegnanti di tutta Italia che hanno partecipato a uno dei corsi di formazione per docenti organizzati dal CAI, il Club Alpino Italiano. Quest'anno la scelta è caduta sul trapanese. 5 giorni per confrontarsi, per conoscere modelli diversi e soprattutto per capire come avvicinare i propri studenti alla natura, per trasmettere una passione che porta con sé anche molto senso civico. Allora adesso si scende a mare e poi si fa un sentiero costiero fino ad arrivare al piccolo museo delle attività marinare. Gli insegnanti li abbiamo seguiti nella mezza giornata dedicata alla riserva dello Zingaro. A guidarli c'è Giuseppe Oliveri, presidente del CAI Sicilia, durante l'anno impegnato spesso anche con le scuole. Quando io ho avuto l'esperienza di bambini di seconda elementare e affido una macchinetta automatica con la macrofotografia e faccio fotografare l'interno di un fiore con l'insetto, per dire, e loro scoprono un mondo che per loro è sconosciuto. E un'altra cosa che colpisce molto sono gli odori. I bambini che vengono in un'escursione troveranno anche la cacca di mucca che fa puzza e allora io li prendo un po' in giro e dico: ma come, voi avete i televisori tridimensionali e attraverso i televisori non sentite gli odori? Che cosa anche nel rapporto umano con ragazzi dà in più un'escursione rispetto a una classica lezione a scuola? Allora, io sono per le lezioni di esperienza, sono fortunata, posso insegnare scienze e quindi rispetto a una lezione fatta sul libro per la mia materia, ovviamente quando si fanno degli esperimenti in un laboratorio, anche in classe con materiale povero, ma soprattutto si incontra l'ambiente, sicuramente la differenza rimane impressa proprio in loro e quando loro toccano le cose, le vedono, le vivono, assolutamente questo entra a far parte del loro bagaglio più di ogni altro libro di bellissima immagine vista a una lavagna multimediale. Con in mente la sua regione, colpita proprio in questi giorni dal terremoto, Ines Millesimi di Rieti pensa anche a quanto l'ambiente porti lavoro. Cominciare con delle proposte anche di modelli di esistenza diversi, perché questi giovani sono un po' scollati da questa realtà, ma dobbiamo comunque far capire loro che i nuovi lavori del domani e del dopodomani saranno legati alla salute, saranno legati alla bonifica dei territori e saranno legati alla sicurezza. Secondo lei questa difficoltà anche nel rapporto con la natura è alla base anche di alcuni comportamenti di inciviltà diffusi che ci sono in Sicilia ma non solo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Basta pensare il rispetto dell'ambiente già prefinge il senso del rispetto della natura umana, delle persone e se uno perde già questa prima fase del rispetto è chiaro che tutto quello che viene dopo insomma è la conseguenza.
Perché in questo gruppo di insegnanti che, nonostante la pesante burocrazia, le responsabilità, le ansie di genitori e presidi, porta i propri studenti alla scoperta di un pezzo di natura, storia e diversità, c'è l'idea che attraverso questo canale si possa costruire un futuro diverso e insieme contagiare più grandi. C'è stato alla fine di un anno e un gruppo di genitori è venuto lì alla fine di un ciclo, io insegno alle medie e quindi dicono: ma professoressa, ma alla fine lei ci ha organizzato queste gite per questi ragazzi e per 3 anni e per noi i genitori. Allora a quel punto ci siamo guardati tutti, abbiamo organizzato una bellissima festa, un'escursione in un parco naturale. Questi ragazzi hanno portato a casa delle esperienze, hanno invogliato addirittura i genitori a viverle.